Nell'ambito delle manifestazioni organizzate dalla Fondazione Italiani in Europa, diretta dal professor Giuseppe Arnone, stamani si è svolto presso il cimitero di Piano Traversa a Favara la deposizione di una corona di fiori al monumento dei caduti per il lavoro delle miniere. Si sono commemorati infatti i caduti della tragedia della miniera di Marcinelle in Belgio, avvenuta l'8 agosto del 1956. Presente all'incontro tante autorità locali e anche una delegazione di zolfatai di Favara che non hanno voluto mancare all'importante appuntamento in memoria di quanti hanno perso la vita, tra questi tanti siciliani e conterranei di Favara. La quarta festa delle eccellenze italiane in Europa si concluderà stasera 8 agosto presso il locale di Favara il Quid, con musica e proposta enogastronomica e un intermezzo musicale di Denise Lombardo. In contemporanea alla cerimonia che si svolge a Marcinelle in Belgio, luogo che è diventato un museo, ma luogo di morte, pensiamo a quelli che si sono immolati per il bene della patria, i 53 minatori di Favara e gli zolfatai che hanno perso la vita negli anni. Questo simbolo oggi speriamo possa essere veramente di ricordo anche in memoria di queste vittime, anche per le loro famiglie, e per far ricordare a tutti i giovani e far conoscere ai giovani che non lo sanno che questo monumento rappresenta la dignità del lavoro di questi favaresi che hanno portato il loro sacrificio e il loro lavoro fuori, si sono spesi e purtroppo hanno perso la vita. Io spero che gli stessi minatori del Belgio, quelli di Favara, abbiano lo stesso trattamento, prendere la nostra miniera e farla diventare come un luogo per far conoscere la storia siciliana nel mondo. Volevo dire che qui c'è il nonno di mia moglie, Francesco Pecoraro. Okay. E c'è anche il nonno di Peppe Di Stefano, sì, Pietro Di Stefano. Che Miriam mi ha detto belle parole che non dobbiamo dimenticare. Tutti questi vittime del nostro bello paese. Una commemorazione importante, non solo nel rispetto delle vittime che ci sono state a Marcinelle, ma la cosa vera è che tutti i siciliani nel mondo sono stati sempre gente di tutti i popoli e nella propria identità del siciliano è qualcosa di importante, quello di essere ovunque nel mondo. Quindi tanti lavoratori, tanti sacrifici per rendere grande questo nostro continente che è la Sicilia. Grazie a tutti.